La regione amazzonica custodisce la più vasta foresta pluviale del mondo che regola il clima dell'intero pianeta. Il suo stato di salute è legato a doppio filo al riscaldamento globale. La foresta pluviale immagazzina da 90 a 140 miliardi di tonnellate di CO2 e la sua continua distruzione provoca il rilascio nell'atmosfera di enormi quantità di questa sostanza, con conseguenze catastrofiche per l'ambiente. L'Amazzonia è molto importante anche per la sua straordinaria biodiversità. È un autentico gioiello della natura, oltre ad essere la principale fonte di sussistenza alimentare per centinaia di gruppi tribali. Fino ad oggi, quasi il 20% della foresta è già andato distrutto. Bisogna correre subito ai ripari, introducendo modalità di gestione delle risorse rispettose dell'ambiente. I pericoli maggiori sono rappresentati dal taglio indiscriminato degli alberi della foresta per l'industria del legno, ma anche dagli incendi incontrollati che bruciano migliaia di ettari. La situazione è aggravata dall'avanzare della siccità causata dai recenti cambiamenti climatici che favorisce la diffusione del fuoco. Nel corso del 2019 l'aumento degli incendi è drammaticamente aumentato. L'Amazzonia brucia anche per far posto all'agricoltura. Tra le possibili cause dei roghi ci sarebbe la tradizione indigena del ciacheo, ovvero la tecnica di tagliare e bruciare la foresta per poi sfruttare il terreno liberato dagli alberi. Ma se questa può essere una causa, non è di certo la principale. Ben più serio è l'impatto decretato dall'agrobusiness e dagli allevamenti di bestiame che hanno ridotto a pascolo ettari ed ettari di foresta, una pratica questa che non appartiene alle comunità indigene dell'Amazzonia. In Bolivia, l'Amazzonia ricopre quasi la metà della superficie totale del paese. È un territorio immenso che è stato sfruttato fin dalla metà del XIX secolo, mettendo a rischio la grande biodiversità e determinando una sempre crescente minaccia per le comunità indigene, relegate spesso in condizione marginale e di povertà. I centri abitati sono sparsi nella foresta. Molti di questi sono stati fondati dalle missioni della Compagnia di Gesù per evangelizzare gli indigeni. Delle antiche reducciones dei Gesuiti rimangono alcune splendide chiese dipinte, le cui decorazioni affondano nelle credenze locali. La vecchia Europa e il nuovo mondo si sono fusi per dar forma a qualcosa di assolutamente inedito. Nel Beni, fuori dai centri abitati, le comunità indigene vivono isolate e sparse nella foresta. Qui è fiorita la civiltà de Las Lomas, ovvero delle colline, legata al gruppo tribale dei Moxos. Sono piccoli nuclei che durante la stagione delle piogge sono difficilmente raggiungibili a causa della pessima qualità delle strade, che diventano molto fangose e scivolose e che complicano notevolmente gli approvvigionamenti e il commercio delle produzioni agricole locali. Una moltitudine di gruppi etnici vive in simbiosi con la foresta.
La loro organizzazione sociale e politica si basa sul sistema indigeno del Cabildo, l'assemblea degli abitanti del villaggio. Le singole comunità sono rette dal corregidor, una specie di sindaco che fa riferimento a un organismo centrale incaricato delle questioni legate all'autonomia indigena.